sull'iniziativa di una scuola mestrina che attiverà un corso di bengalese. L'eurodeputata leghista Cisint lo definisce l'ennesimo errore, la comunità bengalese replica: dialoghiamo. Sono già più di 36.000 le firme alla petizione per riportare a casa il cooperante 35enne del Lido, detenuto in Venezuela da 2 mesi, mentre proseguono le trattative per la sua liberazione. Dopo 3 giorni di ricerche, l'epilogo è stato tragico. Al lago Lebandie si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche della 61enne di Santa Maria di Sala, scomparsa da giovedì. Picchiato a calci e pugni in mezzo alla strada nei pressi della stazione ferroviaria di Portogruaro, vittima del branco un ragazzo che non ha presentato denuncia, indagano i carabinieri. Il comune di Venezia può rientrare in possesso di Palazzo Papadopoli, la cui vendita è oggetto di indagine nell'inchiesta Palude, lo sostengono le opposizioni. Nonostante la forte immigrazione, Marghera continua a perdere abitanti e si contraddistingue per redditi molto bassi, dati resi noti in occasione della visita pastorale del patriarca Moraglia. A 700 anni dalla scomparsa, Marco Polo avrà la sua prima statua a Venezia. L'annuncio di Ca' Foscari sarà una riproduzione del modello che lo scultore Luigi Ferrari realizzò nel 1856. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. E a proposito di fronti polemici, ce n'è uno tutto veneziano, mestrino, perché c'è tensione, molta tensione, non solo politica, sull'iniziativa di una scuola mestrina che attiverà un corso di bengalese con l'eurodeputata leghista Cisint che va all'attacco e parla di un errore clamoroso. La comunità bengalese dal canto suo dice di essere pronta al dialogo. Il corso di bengalese non sa da fare. È polemica sull'iniziativa dell'Istituto Comprensivo Statale Giulio Cesare di Mestre, che farà partire in via sperimentale il corso in orario extrascolastico dedicato ai bimbi stranieri nati in Italia, con l'intento di mantenere viva la loro madrelingua, ma aperto anche agli italiani. Idea non condivisa dall'eurodeputata leghista ex sindaco di Monfalcone, già nota per prese di posizione analoghe. Io conosco le famiglie bengalesi e stanno in comunità molto chiuse, comunità che pretendono di portare la realtà del Bangladesh in Italia. È molto importante che si capisca che l'integrazione non è cedere centimetri, metri, chilometri verso chi arriva, ma è proporre un modello di valori, un modello italiano, un modello occidentale, affinché queste persone decidano di apprezzarlo. È l'italiano che va imparato, perché fare un corso di lingua bengalese è un altro passo verso la sottomissione. Noi dobbiamo dire a chi arriva in maniera chiara che quando si ospita qualcuno in questo paese, chi arriva per fare integrazione deve poter apprezzare, deve conoscere l'Italia, il Veneto, Venezia, il Friuli Venezia Giulia, e quindi soprattutto nei confronti dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie bengalesi, questo va sottolineato. Ma la comunità bengalese replica lanciando anche un messaggio all'eurodeputata. È una cosa interessante perché se un ragazzo con origini bengalesi che è cittadino italiano vuole imparare la sua lingua d'origine, di madrelingua, può imparare, non c'è niente di male. Io penso che questa cosa sia un arricchimento, non una specie di non integrazione, assolutamente no. Se la eurodeputata Cisint vuole parlare, noi siamo ben disposti a dialogare, però non deve essere un dialogo unidirezionale che lei ci parla e basta, deve essere un dialogo bidirezionale che lei ci parla, noi l'ascoltiamo e vogliamo parlare anche noi e dire le nostre cose, però bisogna dialogare perché senza dialogo non si va da nessuna parte. Un polverone sollevato per nulla, commenta invece l'assessore comunale Besio, che spiega. Rafforzare le radici della propria comunità d'origine in termini di lingua, scrittura e grammatica non significa necessariamente andare in controtendenza o in contrapposizione con l'integrazione, a patto che la voglia di integrarsi ci sia, ben inteso, e sempre convinta che la prima integrazione debba restare la conoscenza e il rispetto alla condivisione della lingua, della storia e delle regole del paese che ti accoglie, su cui continueremo a vigilare comunque e a sollecitare tutti i soggetti preposti all'educazione. Venezia in questo senso è da sempre inclusiva, l'attività multiculturale è quotidianità nelle nostre scuole e l'amministrazione comunale realizza tantissime attività, perciò questa iniziativa va benissimo se è un'iniziativa che aggiunge, non toglie né si sostituisce.
Sono già più di 36.000 le persone che hanno aderito alla petizione per riportare a casa il cooperante 35enne del Lido, detenuto in Venezuela, come sapete, da oltre 2 mesi, mentre proseguono le trattative per la sua liberazione. Libertà e diritti per Alberto. Mentre proseguono in via riservata i contatti per arrivare a una rapida soluzione, continua la mobilitazione per chiedere la liberazione del cooperante 45enne del Lido di Venezia, arrestato in Venezuela lo scorso 15 novembre mentre partecipava a una missione umanitaria con una ONG. La petizione lanciata sulla piattaforma online change.org domenica alle 18:40 aveva già raggiunto oltre 36.000 adesioni per chiedere che Alberto possa tornare a casa. L'obiettivo è raggiungere quota 50. Cari amici, oggi vi parlo di una situazione che mi tocca nel profondo, si legge nella petizione. Alberto, un caro amico che conosco da più di 20 anni, è prigioniero in Venezuela, senza alcun contatto col mondo esterno. È stato arrestato, continua, mentre svolgeva il suo lavoro per un'organizzazione impegnata a portare aiuti a chi sta vivendo una grave crisi. Non solo sta affrontando un incubo personale, ma sta accadendo senza che neanche la sua famiglia possa avere notizie dirette. Chiediamo giustizia, la sua liberazione, chiediamo che qualcuno faccia luce su questa situazione terribile. Insieme possiamo fare la differenza. Una lettera è stata inviata anche a Papa Francesco, mentre il patriarca di Venezia, costantemente informato sulla vicenda, ha garantito la sua preghiera e la sua vicinanza alla famiglia. Ancora nessuna novità sull'identità di chi abbia spedito al legale di Filippo Turetta, Giovanni Caruso, la busta con i 3 proiettili calibro 9 all'indomani della condanna all'ergastolo del 22enne di Torreglia. Non è stata trovata alcuna impronta utile, ma l'indagine continua attraverso l'analisi delle telecamere della zona, ma anche con gli approfondimenti sulla capacità esplodente dei 3 proiettili, ciascuno dei quali era inserito in un foro ritagliato su un cartoncino, a sua volta avvolto da un foglio di carta. Una delle ipotesi è che possano essere stati fatti a mano e che la busta sia stata recapitata direttamente nello studio di Caruso. E dopo 3 giorni di ricerche l'epilogo è stato davvero tragico. Al lago le Bandie di Spresiano, siamo nella Marca trevigiana, si sono concluse nel modo più drammatico possibile le ricerche della 61enne veneziana scomparsa da casa da giovedì scorso. La speranza c'è stata fino all'ultimo, poi dopo quando sono arrivate le attrezzature più sofisticate si era visto qualcosa nel pomeriggio, poi un sommozzatore è sceso e abbiamo avuto la conferma. Dopo 3 giorni di ricerche spasmodiche e meticolose, il lago delle Bandie a Spresiano ha restituito il corpo della donna veneziana di cui si erano perse le tracce da giovedì sera. La 61enne di Santa Maria di Sala era all'interno dell'abitacolo della Fiat 500 con cui volontariamente si è immersa nelle acque gelide dello Specchio Lacustre, un'ex cava dismessa diventata attrazione turistica. Per quasi 72 ore si è sperato in un miracolo che non c'è stato, un ripensamento dell'ultimo minuto o un tentativo disperato di depistaggio. Nulla di tutto ciò, solo la cruda realtà di un gesto estremo, peraltro preannunciato in un messaggio alla sorella. Venerdì il primo allarme, quando in riva al lago vengono trovati effetti personali e documenti, indizi che la donna ha lasciato forse proprio con l'intento di farsi trovare, e poi quei segni di pneumatico che puntano verso il lago. Si mobilitano subito i vigili del fuoco di Treviso coi carabinieri. Da lì le ricerche con esito negativo fino al primo pomeriggio di domenica. C'è voluta l'imbarcazione Idra dei Vigili del Fuoco di Padova, dotata di ecoscandaglio per individuare il punto esatto dell'inabissamento a 28 metri di profondità. Da lì sono entrati in azione anche i sommozzatori del nucleo regionale di Venezia, che hanno posizionato dei palloni intorno al mezzo così da favorire un sollevamento controllato dal fondo, con l'auto che viene agganciato al vericello dell'autogru. Recuperata la salma, il riconoscimento, l'abbraccio ai familiari e la sensazione netta di avere fatto tutto il possibile. Devo dire che è stato fatto un lavoro eccezionale dai vigili del fuoco e anche dai carabinieri, perché sono stati 3 giorni intensi di attività continua con cambi di personale repentini e sì, purtroppo avremmo voluto un altro tipo di epilogo, però ho visto tutti quanti lavorare davvero alacremente. Sempre per la cronaca andiamo a Portogruaro.
Picchiato a calci e pugni in mezzo alla strada di fronte al bar nei pressi della stazione ferroviaria di Portogruaro. Un pestaggio violento che qualcuno ha anche ripreso col cellulare e ora quel video è in possesso dei carabinieri che stanno indagando per trovare i responsabili. Vittima del branco un ragazzo rimasto ferito e poi accasciatosi a terra per alcuni secondi. Nel video si vede anche un'auto che stava circolando costretta a fermarsi perché la gang era entrata in azione. Il ragazzo non si è voluto far assistere dal personale medico del suo M118 e al momento non ha presentato alcuna denuncia, ma non è escluso che possa farlo in un secondo momento. Allora, ultima ora di cronaca politica. C'è la pronuncia della consulta della Corte Costituzionale sul referendum abrogativo. L'ANSA batte così. La consulta, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il referendum abrogativo della legge sull'autonomia differenziata delle regioni. A emettere la sentenza sono stati gli attuali 11 giudici della Corte Costituzionale. La Corte ha rilevato che l'oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari. Lo ripeto, la Corte ha rilevato che l'oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari. La consulta si era già espressa il mese scorso in merito alla cosiddetta legge Calderoli, sottolineando ai fini di compatibilità costituzionali la necessità di correzioni su 7 profili della stessa legge, dai livelli essenziali di prestazione, i cosiddetti LEP, alle aliquote sui tributi. Quindi per la consulta è inammissibile il referendum abrogativo per la legge Calderoli. È una notizia battuta proprio in questi minuti e staremo a vedere quali saranno le inevitabili conseguenze politiche di questa inammissibilità. E noi andiamo avanti con il telegiornale perché il Comune di Venezia può rientrare in possesso di Palazzo Papadopoli, la cui vendita nel 2019 è stato oggetto di indagine nell'inchiesta Palude. Lo sostengono le opposizioni in Consiglio Comunale. Il Comune potrebbe tornare a essere il proprietario del palazzo e quindi lui impegnarsi perché questo importante bene culturale della città torni alla fruibilità della cittadinanza. Quale sarà il futuro di Palazzo Foresti Papadopoli? La sua cessione dal Comune di Venezia al magnate singaporese Chin Kiat Quong per poco meno di 11 milioni di euro dopo una prima valutazione di 14 è tra i filoni dell'inchiesta Palude. Ma al di là delle indagini giudiziarie, i gruppi consiliari di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Verde Progressista, Terre Acqua 2020 e Venezia e Tua si sono concentrati su una clausola del contratto di vendita nella quale il nuovo proprietario si impegnava ad un progetto di valorizzazione dello stabile entro 5 anni dall'acquisto, avvenuto nell'agosto del 2019. I 5 anni sono ampiamente scaduti, lavori internamente non ne sono assolutamente partiti, c'è stato anche un sopralluogo della sovrintendenza che certifica uno stato di abbandono grave e quindi noi abbiamo chiesto al Comune di fare luce su quanto sta accadendo. Il Comune non può semplicemente lavarsene le mani e stare alla finestra, deve agire perché questo bene torni a essere fruito e fruibile da tutta la cittadinanza. Nell'interrogazione risposta scritta presentata in merito si legge tra l'altro che la Commissione regionale del Ministero della Cultura risulterebbe aver respinto una recente proposta della soprintendenza per concedere una proroga di 2 anni. Peraltro proprio nell'agosto dell'anno scorso, mentre scadeva il termine per la valorizzazione dell'immobile, Quang aveva manifestato l'intenzione di cedere, dopo Palazzo Donà, ex sede di servizi sociali e oggi hotel di lusso, anche Palazzo Papadopoli. In ogni caso, l'interrogazione chiede al Comune quali verifiche siano state condotte non solo sulla possibilità di rientrare in possesso dell'immobile, ma anche di trattenere a titolo di penale per inosservanza della clausola contrattuale il corrispettivo ricevuto dalla vendita. Questo palazzo prima della vendita è stato una scuola elementare e anche la sede della polizia locale, quindi ha avuto sempre delle funzioni molto importanti. Ecco, riteniamo che sia assolutamente fondamentale che sia ripensato per delle funzioni che abbiano un stretto legame con quello che è il vivere quotidiano. Andiamo adesso a Marghera, dove emerge una fotografia davvero impietosa. Marghera è caratterizzata da contribuenti con reddito medio-basso, prevalentemente lavoratori dipendenti, pochi pensionati e un tasso di imprenditorialità molto basso. Perché si va via da Marghera?
Sono dinamiche ormai storiche, quindi riprendono vari aspetti socio-economici, tra cui il costo delle case, la possibilità di lavorare e l'accesso ai servizi. Non è esattamente il migliore degli scenari possibili, quello tratteggiato dai ricercatori che partecipano all'incontro sull'attuale situazione di Marghera promosso nella chiesa del Cristo Lavoratore in occasione della visita pastorale del patriarca Francesco Moraglia. Questa chiesa fu inaugurata e consacrata dal futuro Papa Giovanni XXIII nel 1954, quando l'area industriale e la popolazione della città erano in piena espansione. Marghera risente, come tutta la terraferma e tutto il comune di Venezia, di un calo demografico ormai radicato negli ultimi 20 anni, che dall'altra parte invece porta popolazione verso i comuni limitrofi, quindi Marcon, Mogliano Veneto, Santa Maria di Sala. Questo nonostante l'arrivo massiccio di presenza straniera che nel comune di Venezia rappresenta ormai il 16% e a Marghera addirittura il 27% della popolazione. Il parroco Don Filippo Benetazzo intendeva fornire al patriarca un'immagine quanto più aderente alla realtà. Accanto ai ricercatori c'è stato spazio anche per testimonianze dirette di residenti impegnati in svariati ambiti, di fronte anche a diversi rappresentanti del Consiglio Comunale. Guardate che Marghera si sta rilanciando, adesso noi prossimamente faremo una grande operazione verità nei prossimi mesi in cui faremo un elenco quartiere per quartiere di quello che è stato fatto e di quello che hanno fatto. Ha fatto il pubblico, ha fatto la struttura istituzionali e quello che hanno fatto i privati. Sono montagne di investimenti ma anche una montagna di lavoro. Di cosa si vive a Marghera? Molto dell'attività imprenditoriale si muove al servizio del porto e dell'area industriale o di ciò che ne resta. Tasso di specializzazione elevato per trasporto, magazzinaggio, servizi di consulenza al servizio delle imprese, tipo progettazione navale, piuttosto che certificazioni di vario tipo. 2025 anno del Giubileo, queste le speranze dei veneti. Il tema ispiratore dell'anno santo della speranza sembra intercettare le aspirazioni e le istanze dell'opinione pubblica in Veneto. Il 74% dei veneti è convinto che oggi la speranza sia più che mai in crisi nel mondo contemporaneo. La fiducia in Papa Francesco invece nel Veneto è la più alta tra tutte le regioni del nord. Il 63% dei veneti intervistati spera che nel corso del 2025 cresca ancora l'impegno per la pace in tutte le aree di guerra. Sono questi alcuni dei dati più significativi emersi dall'indagine condotta all'avvio del Giubileo dell'Istituto Nazionale di Ricerca Demopolis diretto da Pietro Vento. A questo si è aggiunto un ulteriore campionamento di 500 intervistati nella nostra regione, che ha portato i risultati che oggi Media Nord-Est può presentarvi in esclusiva. Il 74% dei veneti si fida di Papa Francesco, piace la sua sintonia con i bisogni reali delle famiglie, la chiarezza, la spontaneità delle sue parole. Per 6 veneti su 10, secondo la ricerca realizzata tra il 3 e il 10 gennaio in Veneto, il magistero di Francesco si caratterizza per il continuo richiamo alla pace, contro l'odio e le guerre. Oltre la metà cita la forza comunicativa e spontanea del pontefice, ma anche l'attenzione di Bergoglio agli ultimi e ai più deboli, con un invito costante a un ritorno al Vangelo. 4 su 10 lamentano l'impegno del Papa per una Chiesa accogliente nei confronti di tutti. 3 veneti su 10, infine, citano l'attenzione verso i giovani come protagonisti del futuro, come tratto distintivo del magistero papale. Anche se in ripresa si ferma sotto il 50% la fiducia espressa nella Chiesa, un dato che si spiega anche con la progressiva riduzione della pratica religiosa. Si dichiara cattolico il 70%, ma va detto che appena un veneto su 5 si dichiara di fatto oggi praticante. Intanto Marco Polo ritorna proprio così nella sua Venezia. Certo, dagli anni 60 l'aeroporto cittadino porta il suo nome, ma appare comunque incredibile che, pur essendo uno dei suoi cittadini più illustri, nel corso dei secoli Venezia non abbia mai dedicato una statua a Marco Polo. Una mancanza che sta per essere colmata nell'ambito delle commemorazioni per i 700 anni dalla sua scomparsa. L'annuncio è stato dato dalla rettrice di Ca' Foscari Tiziana Lipiello alle Sale Apolline e della Fenice durante la premiazione dei veneziani dell'anno.
Non a caso il riconoscimento assegnato dall'Associazione Sette Mari quest'anno è andato ad Alberto Fiorini e Dino Facchetti, autori di una straordinaria pedalata che sulle tracce di Marco Polo li ha portati in bicicletta fino in Cina, attraversando 13 nazioni. In realtà a Venezia la statua a San Marco stavano per farla gli austriaci e probabilmente sarebbe finita in Campo Santo Stefano. Nel 1856 lo scultore Luigi Ferrari ne realizzò un modello oggi perso su richiesta dell'imperatore Francesco Giuseppe, di cui sarà esposta alle Zattere una copia in 3 dimensioni proprio per una mostra che si chiama Marco Polo il monumento che non c'è, che ripercorre tutta la vicenda. E non è detto che poi la statua non possa trovare casa in qualche luogo di Venezia. Allora, ritorniamo sulla notizia di oggi, quella principale che vi abbiamo comunicato praticamente in diretta, l'inammissibilità del referendum sull'autonomia differenziata. Vi mostro anche il comunicato, se lo possiamo mostrare dalla regia, grazie mille, della Corte Costituzionale, che dice di aver deciso oggi in Camera di Consiglio il giudizio sull'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo denominata legge 26 giugno 2024 numero 86, la legge Calderoli. Per intenderci, la Corte ha rilevato, vado veloce, che l'oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari. Quindi la Corte Costituzionale dice che l'oggetto e la finalità del quesito referendario non sono chiari, ciò pregiudica la possibilità di una scelta consapevole da parte dell'elettore. Il referendum avverrebbe ad avere una portata che ne altera la funzione, risolvendosi in una scelta sull'autonomia differenziata come tale e in definitiva sull'articolo 116 terzo comma della Costituzione, il che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo eventualmente di una revisione costituzionale. La sentenza sarà depositata nei prossimi giorni. Così dunque la consulta. Davvero tutto da Venezia, subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.